Sentite signore, col diretto delle 9:29 è arrivato da Forlì l'ingegnere Vladimiro Zonzombetti. Zonzombetti Vladimiro si presenta, sono qua. Sentite signore, vengo a chiedervi ragione, come mai la mia metà da 3 mesi a questa parte è di vostra proprietà, dove avete misurata? Ah, scusai, non so cietà. No, datemi Elisabetta, la io senza Elisabetta, che fo? E mia moglie, capite? La voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, la bella Elisabetta che adoravano però, un bel ville se ne andò, parlerò, fino a che mia moglie avrò. Elisabetta, torna con me, Elisabetta, torna con me. Sentite signore, col diretto delle 20:41 devo andare a Cefalù per cercare mia cognata Immacolata che di casa se n'è andata e non è tornata più. Sentite signore, un mio zio scultore in legno si voleva suicidare, che sua moglie il mese scorso è scappata con papà. Voi che mi dà Elisabetta, che volemmo combinare? No, datemi Elisabetta, la io senza Elisabetta, che fo? E mia moglie, capite? La voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, la bella Elisabetta, mi adoravano però, un bel ville se ne andò, parlerò, fino a che mia moglie avrò. Elisabetta, torna con me, Elisabetta, torna con me. Sentite signore, io tenevo una muscella tanto cara, ma cuccava insieme a me, che rubai un pezzo di carne genovese e con il gatto di un marchese è scappata e più non c'è. Sentite signore, mi è rimasto solo la nonna, 80 anni su per giù, ma formica vado a casa, manca il che trovo più, ma questo mio sei selvaggio, ma questo mio sei blu, no, datemi Elisabetta, la io senza Elisabetta, che fo, e mia moglie, capite, la voglio, mi spetta, Elisabetta, datemi Elisabetta, la bella Elisabetta che adoravano però, un bel ville se ne andò, parlerò, fino a che mia moglie avrò. Elisabetta, torna con me, Elisabetta, torna con me, perché non torna Elisabetta, perché non vuoi venire a me, Elisabetta.